Ho sentito la moto che accelerava e poi niente, ho sentito un colpo di frenata e un botto, qualcosa di devastante, ha tremato perfino la vetrina. Sono le 11:30 in via Facciolati a Padova. Alessandro Mazzarolo è a bordo del suo scooter. Arriva dal centro città diretto verso via Piovese. Dal lato opposto arriva quest'auto condotta da un anziano, 85 anni, residente nel Piovese. Sta andando al supermercato proveniente da Volta Barozzo, sta svoltando verso sinistra. L'impatto è violentissimo, un botto tremendo. Ho sentito il botto perché io abito qua vicino e quindi sono scesa a vedere cosa era successo. La gravità della situazione è chiara. I sanitari del 118 tentano l'impossibile, ma per Alessandro Mazzarolo non c'è nulla da fare. L'uomo muore poco dopo l'arrivo in ospedale. 58 anni, originario di San Daniele del Friuli, da circa 2 anni lavorava in comune a Padova come usciere del gabinetto del sindaco. La notizia fa subito il giro della città. Tutti sono sconvolti e addolorati. Era in ferie in questo venerdì. Già in passato Alessandro Mazzarolo aveva subito un grave incidente, sempre mentre viaggiava in scooter, di cui ancora riportava le conseguenze. Via Facciolati, una strada di collegamento fondamentale per Padova, va in tilt nell'ora di punta del traffico che viene regolato dagli agenti della polizia locale che conducono le indagini sull'incidente. I cittadini non hanno dubbi. È tanto trafficata, le macchine sono sempre in colonna. Il problema sono le moto, gli scooter, perché per passare avanti superano di continuo e è un attimo, insomma, ci vorrebbe un po' più di prudenza. Anche là ci sono i fiori di un altro successo anni fa, più avanti al semaforo ne era successo un altro. È una strada pericolosa, sì. E specialmente qua perché tanta gente rischia di andare sotto, proprio anche nelle strisce pedonali non si fermano. Durante i rilievi il casco resta sull'asfalto, così come un guanto da motociclista, una vita spezzata in un battito di ciglia, così come raccontano questi fiori appesi al semaforo.